Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nel 2023 molte famiglie dell'ULSS Tre Serenissima hanno dovuto pagare di tasca propria l'intera retta dei familiari prevista per le case di riposo. Motivo? La mancanza di disponibilità di impegnative di residenzialità finanziate. E quanto si evince dai dati in possesso di una ricerca svolta da FNP CISL Venezia, nella quale emerge chiara la sofferenza di parecchi nuclei familiari nel saldare la quota mensile. Una situazione che, a partire da luglio scorso, ha obbligato tante persone a farsi carico dell'intera somma di ricovero, diversamente suddivisa fra la quota alberghiera a carico dell'utente e quella sociosanitaria di competenza della Regione Veneto. Ma non solo, perché un altro elemento appare sempre più evidente e marcato: lo sbilanciamento della disponibilità dell'offerta del privato sul pubblico, e nel 2024 non ci sono elementi rassicuranti nonostante un aumento di risorse. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. 5.000 metri cubi di sabbia sono stati portati via dal mare in pochi giorni, in un solo fine settimana nella zona pineta del litorale di Jesolo. Tutto questo a causa del vento di scirocco e delle mareggiate. La situazione è costantemente monitorata, ma il bilancio è ancora parziale. Nel frattempo, però, la Giunta Comunale di Jesolo ha approvato tramite apposita delibera il progetto esecutivo per il ripascimento nell'anno 2024. Con lo scopo, da un lato, di apportare nuova sabbia nelle zone maggiormente colpite dagli eventi marini verificatisi durante l'anno e la naturale erosione determinata dalle correnti, dall'altro difendere i tratti di costa sui quali si andrà a intervenire. Attraverso la delibera appena approvata dalla Giunta vengono stanziati 567.500 euro per il ripascimento durante il 2024. Voltiamo pagina. Le immagini in bianco e nero dell'archivio Istituto Luce scorrono su uno schermo all'interno dei 4 vagoni fermi al binario 14 della stazione di Santa Lucia. Nel museo sui binari ci sono foto d'epoca e vecchie valigie di cartone. È il treno del ricordo, partito il 10 febbraio da Trieste e che oggi ha fatto tappa a Venezia. Un viaggio attraverso le città d'Italia per celebrare la solennità civile istituita con legge 30 marzo 2004, numero 92. Un'iniziativa promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con la Fondazione FS e sostenuta da tutto il governo. Le note dell'inno nazionale suonato dalla banda della Guardia di Finanza hanno accompagnato la toccante cerimonia alla quale sono intervenuti il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia Ermelinda Damiano, il Prefetto Darco Pellios, oltre a numerose autorità civili e militari. Ci spostiamo a Chioggia, dove sono in vigore da oggi nuovi orari temporanei delle linee urbane ACTV, dopo la comunicazione da parte dell'azienda di trasporti dei disagi provocati dalla mancanza di autisti. Approfittando della chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale, gli studenti, le loro famiglie e gli utenti maggiormente toccati dalla variazione potranno prendere visione dei nuovi orari e riorganizzare la routine giornaliera. Mauro Armelao, sindaco di Chioggia, ha dichiarato: abbiamo scritto ad ACTV una lettera nella quale rileviamo che dopo aver preso atto delle difficoltà segnalate dall'azienda, rileviamo anche che queste difficoltà rientrano nella stessa gestione dell'azienda medesima e non possono ricadere su di noi come ente. Dato però che il servizio di trasporto pubblico locale riveste carattere essenziale e primario e quindi non passibile di interruzione, autorizziamo la modifica degli orari per un massimo di 30 giorni, ritenendo tale tempo congruo a ripristinare le normali condizioni di operatività. Si conclude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.